Hackett, poi però si infrange perché è arrivato troppo sotto il tabellone, allora può partire il contropiede della Virtus con la Bimane da parte di Kai Williams sul perfetto bounce pass e perfetta transizione dei padroni di casa, che in stagione sta viaggiando con meno di un punto realizzato a gara, assist che prova a essere immaginifico da parte di Nico Mannion, non si concretizza però il taglio di un compagno, allora la Quintana è già dall'altra parte, sostanzialmente 1 contro 0 questa 30ª giornata con un incredibile 0 su 7 anche per il modo in cui sono maturate. Chi è incredibile invece? Marco Stefano Bellinelli, che si alza letteralmente in un fazzoletto. Brescia, Michael Cobbins non si sblocca comunque la formazione di coach Ale Magro da oltre l'arco, ma quantomeno sta ritrovando intensità nell'attaccare la difesa bianconera. Coach Scariolo se ne accorge sul 32-21 dopo il canestro di Gian Petruccelli, ricorre prontamente al time out. Rillo poi sfortunatissimo con linea out, altro errore, il 10º consecutivo da oltre l'arco per Brescia, che però adesso difensivamente sta facendo una signora partita. Jaite, fattore impressionante nel pitturato, Guido Giovannetti ravvisa il fallo. Airball però da parte di Limur, allora già dall'altra parte Amarali Begovic che si porta a casa il ferro. Daniel Hackett sembra dire non l'ho toccata io la palla, ma anche ma che cosa hai fatto amico mio. Non manca meno di un minuto al termine di questo secondo quarto, Cobbins concretizza il recupero, Mobio gli alza la layup e allora anche showtime sul parquet della Segafredo Arena. 16 comunque le lunghezze di svantaggio per la Germania Brescia, che adesso deve stringere le maglie difensive e ritrovare coralità offensiva. Ci prova Tommy La Quintana, che ne ha segnato uno in precedenza in transizione, che a cronometro fermo. Petruccelli, step back da 3 punti, altro airball, è il terzo di serata per la squadra di coach Ale Magro. Jaite tiene vivo il possesso dopo aver concretizzato il rimbalzo e parte la 4%, tutta di tocco per Kai Williams che decolla con la Pimane. Showtime alla Segafredo Arena. Tiene vivo il palleggio dopo aver esplorato con lo stesso fondamentale Bellinelli, destro, sinistro, cattedratico, una meraviglia. Marco Stefano Bellinelli. Hackett ne fa passare decisamente tanti esplorando dal palleggio completamente statico, poi Bellinelli si prende un'altra tripla, manda a bersaglio anche questa senza ritmo. Extra pass di Limur per Sasà Parrillo, spaziato nell'angolo, altro gol per la Germania Brescia. Dopo il fallo speso su John Brown, il quarto di squadra per la Virtus Segafredo Bologna, che esaurisce il bonus molto in anticipo. Chi non esaurisce le energie, un primo passo devastante è Nico Mannion.